Siamo in collegamento col dottor Enrico Zanetti. Buongiorno dottore. Buongiorno. Esperto fiscale e ex viceministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i vari ruoli che ha avuto nella sua carriera c'è anche quello di vicepresidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Dottor Zanetti, con lei vogliamo discutere ovviamente del decreto del rilancio, delle misure economiche del governo Conte. Le ritiene sufficienti? Si poteva fare di meglio? E soprattutto qual è lo scenario che si apre per il nostro paese dopo l'emergenza coronavirus? No, sufficienti non credo che lo saranno, anche se al momento il governo ha utilizzato per intero lo scostamento di bilancio che il Parlamento ha autorizzato, perché i 55 miliardi di indebitamento netto vengono utilizzati tutti. Ci sono alcune misure sicuramente importanti, ci sono finalmente anche misure di aiuto alle imprese a titolo definitivo e non soltanto, garanzie perché le imprese si indebitino, a fianco di misure che già dall'inizio, fin da marzo, erano state messe sul fronte dell'assistenza ai lavoratori, cassa integrazione e quant'altro. Quindi è chiaro che rispetto ai decreti precedenti, avendo molta più spazio di bilancio su cui agire, fa più cose. In alcuni casi le fa in un modo onestamente abbastanza confuso, in altri casi crea anche delle odiose discriminazioni, perché ad esempio sul fondo perduto alle imprese vengono compresi anche artigiani e commercianti che sono, per dirla come direbbe il ministro Gualtieri, persone, ma viceversa vengono lasciati fuori i professionisti, nonostante in questi mesi i professionisti nei loro studi abbiano subito perdite esattamente come gli artigiani nei loro laboratori e i commercianti nei loro negozi. Se uno ha subito perdite è giusto che abbia il fondo perduto, se non le ha subite è giusto che non lo abbia, la discriminazione non può essere categoriale. Assolutamente. Ecco, abbiamo parlato di ripresa, ma potrà essere una vera ripresa reale per le nostre imprese? O lei ha paura che molte delle attività produttive e commerciali del nostro paese non ce la possano fare a ripartire? Beh, lo vedremo a breve. È chiaro che rimarremo tutti in una sorta di situazione sospesa in cui si vive giorno per giorno, almeno fino al prossimo ottobre, perché fino a quando non è chiaro se questo dannato virus riparte e se nel caso in cui riparta la risposta sanitaria sia adesso in grado di evitare nuovi lockdown, fino a che questo non sarà chiaro, è evidente che non si può pensare che qualche impresa faccia più dell'ordinario. Investimenti, sguardi lunghi in questo momento neanche i sognatori e i coraggiosi possono permetterseli. L'importante è cercare di passare almeno questi mesi estivi al meglio possibile. Sarebbe fondamentale che il turismo riparta già da metà giugno, massimo primi di luglio, perché ci consentirebbe quantomeno nel day by day di avere una minore mole di persone in difficoltà finanziaria. Dopodiché però, ripeto, il vero momento in cui si vede se si potrà ripartire o se rimaniamo in un limbo sarà il prossimo autunno. E quindi il governo Conte, secondo lei, come è intervenuto? Nel senso, si poteva fare qualcosa di più prima? Come è stata gestita l'emergenza sanitaria e quindi dopo l'emergenza economica? Anche rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea, e qui mi collego con l'altra domanda: qual è il ruolo dell'Europa in questo momento e nell'emergenza coronavirus in generale? Diciamo che a marzo secondo me il governo ha fatto quello che doveva fare, serviva il lockdown anche per una presa d'atto collettiva e ha fatto un primo provvedimento, ovviamente insufficiente ma appunto immediato ed emergenziale, come il Cura Italia. A marzo secondo me il governo merita di essere promosso. Ad aprile però si è drammaticamente perso per strada. Da un lato sul fronte della gestione sanitaria ha continuato a vivere in una sorta di sogno di attesa che il virus potesse scomparire, mentre era evidente che bisognava da subito lavorare a una fase di convivenza, e in questo ad esempio ho trovato ridicole le mostruose accuse che sono state mosse ad esempio a chi come Matteo Renzi già nella prima decina d'aprile diceva cominciamo già a lavorare per la riapertura. Era esattamente quello che andava fatto, non per aprire il giorno dopo ma per portarsi avanti con il lavoro. Invece il governo ad aprile è entrato in un limbo di attesa. Anche sul fronte della gestione economica non ha fatto nulla, ha fatto un ridicolo decreto liquidità che sembra quasi una presa in giro con quel nome, visto che era un decreto a saldo zero, e lo dicono le relazioni tecniche del governo stesso, e poi è arrivato lungo fino a metà maggio con questo decreto da 55 miliardi che finalmente mette delle risorse, ma appunto le mette con grave ritardo in una questione
dove anche il tempo è un fattore non secondario. In tutto questo, certo, c'è anche l'aspetto europeo, che con il suo tergiversare l'Europa ha sicuramente indotto il nostro governo a essere ancora più attendista, perché è stata una gara che attendeva l'altro. Quindi anche l'Europa in questo ha le sue responsabilità, ma d'altro canto sappiamo benissimo che abbiamo un'Europa degli stati, non un'Europa dei popoli, non un'Europa parlamentare, ma un'Europa consigliare dove comandano i vari governi, e in una fase storica come questa, dove anche i governi diciamo non sovranisti hanno però delle opinioni interne sovraniste forti a cui rispondere, è ovvio che c'è la gara, soprattutto da parte dei paesi che non hanno bisogno di aiuti ma dovrebbero erogarli, a mostrarsi inflessibili. Il problema del sovranismo è questo. Certo, se sei in un paese che ha un basso debito e non è interessato alla solidarietà, posso anche capire, non condivido perché io sono un europeista convinto, ma posso capire che fa il sovranista. Resta il mistero dei paesi che invece hanno bisogno della solidarietà altrui, che giocano pure a fare i sovranisti. Ecco, quello proprio è una cosa incomprensibile, che forse questa esperienza ha reso chiaro anche a coloro i quali da noi fanno i sovranisti, e magari finalmente faranno altro, magari torneranno a fare i sostenitori delle piccole imprese, soprattutto del nord, che ce n'è tanto bisogno, invece che i sovranisti, che alla fine significa, diciamolo in modo per chiarirci, significa più che altro fare i terroni d'Europa. Ecco, non ha molto senso. Ecco, in conclusione invece uno sguardo sull'Alta Marca Trevigiana, sulla regione Veneto. Secondo lei gli imprenditori veneti, gli imprenditori trevigiani, anche sulla base della sua esperienza, come hanno reagito? Insomma, stanno facendo degli investimenti per il contrasto alla diffusione del coronavirus? Potrà bastare o il rischio, insomma, come dicevo prima, anche di chiusura è notevole? Beh, io in realtà sono ottimista, io credo che la chiusura come l'abbiamo vissuta non sarà più necessario viverla. Non arrivo a essere ottimista al punto da pensare che questo virus sia scomparso definitivamente e quindi con la ripresa magari della stagione autunnale non si debba farci i conti, ma credo che non arriveremo di nuovo a dover avere situazioni di chiusura quale quella che abbiamo conosciuto, anche perché tra l'altro siamo tutti adesso più corazzati psicologicamente. Basta pensare cosa facevamo ancora a febbraio o ai primi di marzo, quando comunque si leggeva che in Cina avevano chiuso Wuhan, noi ce ne fregavamo, via aperitivi senza mascherine, anche adesso ci sono comportamenti non belli, ma sono un niente rispetto a prima. Quindi è evidente che in autunno, se si vedessero dei brutti segnali, la risposta collettiva sarà comunque diversa da quella che avevamo in passato. Tutti questi elementi, uniti al fatto che voglio sperare che il governo abbia effettivamente, perché questo era il suo vero compito principale, non andare in giro a dire scemenze tipo i 60.000 volontari, ma posto che il governo, immagino, abbia davvero potenziato la capacità di risposta del sistema sanitario, questi due fattori insieme credo ci possano rendere ottimisti. Detto questo, comprendo però che gli imprenditori, anche ovviamente gli imprenditori più coraggiosi come sono quelli del nord-est, fino a ottobre possono spingere il loro coraggio fino a mantenere aperte le aziende, farle lavorare nel day by day, chiedergli addirittura già adesso di pensare al dopo prima di aver superato questo passaggio è veramente troppo. Il coraggio diventerebbe forse addirittura avventatezza. L'importante intanto è questi mesi passarli gestendo la propria azienda nel quotidiano al meglio, non perdendo quote di mercato a favore di altri soggetti che altrimenti, se loro operano e tu no, ti mandano fuori da quelli che sono i tuoi rapporti commerciali. Gestire certamente gli aspetti sanitari di prevenzione, in questo naturalmente il governo dovrà dare chiarezza però ai datori di lavoro, perché queste vicende legate alle responsabilità penali per i contagi sono follia pura in un contesto in cui bisogna invece spingere la ripartenza. Poi non sono complete tutte le linee guida ancora per tutti i settori. No, ma quello è una vicenda folle. Io trovo l'INAIL poi ha minimizzato, ma io trovo che l'INAIL abbia fatto un danno enorme rispetto anche a quella che è la sua missione. Perché se tu affidi a un comitato tecnico-scientifico composto dall'Istituto Superiore della Sanità e dall'INAIL il compito di dare delle indicazioni, è chiaro che il ruolo dell'Istituto Superiore della Sanità è quello di immaginare l'ottimo teorico. Il compito dell'INAIL è quello di coniugare l'ottimo teorico con il pratico e con il buono, no? Sapendo che l'ottimo è nemico del buono. Cosa ha fatto l'INPS? Non ha fatto niente, perché quello che è uscito sono state delle linee guida assolutamente astratte, impraticabili, ingestibili,
che poi la stessa INAIL di fronte alla levata di scuse ha dovuto dire no, ma erano delle indicazioni di massima. Se io fossi stato al governo e mi avessero scaricato quelli dell'INAIL a cui avevo chiesto questo tipo di lavoro una patata bollente del genere, perché questo è proprio fare i paraculi, diciamo le cose col loro nome, non li avrei mandati a zappare nei campi, ma solo per un motivo, perché per andare a zappare nei campi bisogna essere capaci. E in questo sono state protagoniste le regioni con le loro linee guida, che sono diventate allegato alle linee guida nazionali e quindi ci hanno permesso di ripartire. Senza dubbio le regioni in questo hanno svolto un ruolo di buonsenso e di avvicinamento, però per gli imprenditori restano centrali adesso degli interventi di carattere anche normativo che chiarifichino bene il campo delle responsabilità, perché l'INAIL, dopo aver fatto uscire quelle linee guida generali di pura indicazione, può anche dire non erano quelle, ma se restano sul campo in assenza di un quadro normativo chiaro, chi ce lo dice che poi magari un giudice un domani non le prenda a riferimento per dire che non è stato fatto dal datore di lavoro tutto quello che poteva essere fatto? Cioè, ormai il danno è stato determinato, serve un intervento normativo che dia sicurezza da questo punto di vista agli imprenditori. Se ne parla, va fatto rapidamente, perché altrimenti mi metto nei loro panni, cioè già con tutti i problemi che ci sono mi aggiungi un rischio potenziale di questo tipo. Sinceramente, soprattutto se sono un imprenditore che tutto sommato i suoi soldi ce li ha e anche se sta chiusa l'azienda vive, la domanda che mi porrei a quel punto è: ma chi me lo fa fare di tenere aperto, pur con tutto l'amore che posso avere per la mia azienda e per i miei dipendenti? Noi la ringraziamo per questo prezioso contributo, dottor Zanetti, e le auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Buon lavoro a voi.